Faceva sempre così mia madre, per ricordarmi che l'America è già stata scoperta e che i sogni sono molto lontani dalla realtà. Ma che senso ha vivere se qualcuno ti ha già spiegato la differenza fra una mela e una bicicletta? Se mordo una bicicletta e faccio un giro su una mela, allora scoprirò la differenza. Ma pensare a cosa fare mi stancava più dello stesso fare. Ricordo che mio padre una volta disse che per vedere l'anima di una persona bisognava farsi raccontare tutti i sogni. Questo ti avrebbe permesso di avere pietà delle persone anche che sono nella merda ancora più di te. Mi chiamo Axel Beckman e lavoro per il Dipartimento della Caccia e della Pesca. Molta gente pensa che io conti i pesci, ma non è così. Io li osservo. Osservo le loro anime e leggo i loro sogni, e poi li faccio entrare nei miei sogni. La gente pensa che i pesci sono stupidi, ma io ho sempre saputo che non lo sono, perché loro sanno sempre quando stare zitti. È la gente che è stupida. I pesci sanno tutto e non hanno bisogno di pensare. I pesci nascono in piccoli corsi d'acqua e dopo io li preparo per l'oceano. E quando sono pronti per morire, tornano al luogo dove sono nati. Sta qui il mio legame con loro. Io sono tornato in città. Comunque, questo è il mio lavoro. Immobilizzo temporaneamente i pesci con una scarica elettrica e poi, con grande rispetto, li pesco uno alla volta. A volte scruto in fondo gli occhi di un pesce e ci vedo tutta la mia vita. Solo i pesci hanno questa facoltà, io per questo li amo. Comunque, prendo i pesci, le etichette, li misuro, li peso e mi assicuro che stiano bene. E se hanno voglia di parlare, sono sempre disponibili. È come essere Dio dei pesci. E davvero non ho mai sentito un pesce mentire. E non ho mai visto un pesce nuotare nella merda come fanno tutti gli esseri umani.